Università, imprenditori, comuni e tutte le realtà del Veneto interessate al processo di autonomia avviato con il referendum. Vanno stabilite insieme le richieste da presentare a Roma in modo organico. 23 le competenze in gioco. Sentiamo alcuni rappresentanti della consulta. Presidente, quale sarà il ruolo di questa consulta e quale sarà appunto l'apporto degli industriali? Beh, certamente una consulta è un organo che noi riteniamo che sia fondamentale. Gli industriali vogliono aprire un tavolo costante e continuo con la Regione affinché si possa esprimere non con delle semplici domande ma con una discussione, con una progettualità, quelle che sono le esigenze da parte industriali e soprattutto delle 23 materie che vengono trattate, quali di queste saranno quelle per le quali noi diamo delle priorità. Queste priorità poi devono essere messe a fattor comune con le priorità di altre categorie e di altri soggetti ed è chiaro che faremo in modo che gli imprenditori siano invitati a questo tavolo. Quali sono le vostre priorità? Le nostre priorità le vorremmo esprimere a cominciare dalla prossima settimana al tavolo preposto, quello della consultazione. 23 competenze non sono troppe? Ma insomma sono state chieste tutte, è stato fatto uno studio accurato e poi entreremo nel merito. Ecco. L'importante è che ci siano le risorse, sapete che io ribadisco sempre questo, le risorse sono importanti altrimenti la responsabilità non si può esercitare. La Regione non deve essere un nuovo centralismo, quindi che ruolo avranno i comuni? Su questo dobbiamo discutere perché ma crediamo tutti, insomma, ma oggi lo ha confermato, che ci sia una proposta, quindi ci siano delle schede di esplosione delle 23 competenze. Su questo noi vorremmo entrare un po' nel merito, discutere e confrontarci. Capire che cosa significa nel concreto attribuire responsabilità regionali nell'ambito della ricerca scientifica e dell'istruzione. Si può trattare di aspetti finanziari, immagino. È difficile che si possa entrare molto nel merito della quelle che sono materie di autonomia e di decisione autonoma delle università. Abbiamo un'autonomia limitata, perché ci sono molti filtri, molti ambiti nei quali c'è un controllo del Ministero e abbiamo percorsi abbastanza delineati all'interno dei quali siamo autonomi, ma dentro un frame che è molto ben definito. Esistono già esempi, il Trentino ha uno statuto autonomo e l'università ha all'interno di quello statuto un suo status che per lo più è di natura economica, cambiano anche i meccanismi di governance, quindi c'è un discorso da fare e capire qual è l'orientamento che dobbiamo prendere, ma è presto per fare delle considerazioni compiute.